Siamo con Walter Cesaron, responsabile dell'ufficio tecnico Group Cesenate. Il Walter si è appena concluso il Gran Premio della Vittoria 2022, quindi come sempre ti chiedo di fare un bilancio della giornata dal punto di vista tecnico. Partirei proprio dal Vittoria in attesa dello svolgimento della Tris. Un Vittoria un po' a sorpresa, anzi decisamente a sorpresa, comunque una vittoria di Marco Stefani e di Zinco Top che ha fatto gioire, insomma, la nostra tribuna. È una corsa che è stata condizionata dalle fasi iniziali, quindi da 3 partenze rinviate, dalla riottosità di alcuni cavalli, dalla troppa fretta di qualche guidatore, quindi tutto questo ha condizionato secondo me l'esito sportivo della corsa, fermo restando che Zinco Top ha meritato la vittoria. A risalire via via le fila del convegno, la bella vittoria di General Bianco nell'invito sul Miglio che ha preceduto appunto lo svolgimento del Vittoria, un cavallo pienamente ritrovato, anche qui training di Alessandro Gocciadoro che oggi non è stato presente per un problema fisico, ma che ha presentato i cavalli direi decisamente in grande spolvero, visto che ha fatto l'unplane nel Gran Premio. E ancora risalendo la bella vittoria di Catrinelle, ma in quella corsa lì anche Carrosio Light ha messo in essere una prestazione davvero molto molto buona di un cavallo in assoluto progresso, e qui il merito va addotto a Lorenzo Baldi. Molto bene i puledri, delusione per Azezac nella corsa Gentleman, e per Chanel dei vetri nella corsa del prologo, e poi adesso ci attende appunto la TQQ, che è l'epilogo di questa giornata ed è l'epilogo di questa prima fase della stagione. Si chiude il Natale con i cavalli e a febbraio si aprirà la primavera con i cavalli all'Ippodromo della Correggia. Grazie.